come nasce il sentimento comico? Credo sia un qualcosa di innato e inaspettato. Lo si scopre quando quello che fai involontariamente crea un effetto da piccolo sugli altri e la risata di un'altra persona, quel tipo di attenzione lì è una botta di affettività, 4.000 like, sono subito così. E si continua, credo, a ricercare quella cosa, no? Poi io vengo da un paesino proprio dentro Terra Ligure e lì proprio l'umorismo, il linguaggio sono uno status symbol praticamente, cioè le persone proprio che avevano un umorismo più forte, più efficace, erano quelle più considerate. Io frequentavo quelli più grandi di me e loro erano affascinati da tutto il mondo di Arancia Meccanica, no? Parlavano tipo, Mardin, guarda, piovono branzini oggi, non c'è uno zinco che va dritto. Cioè, parlavano con un linguaggio assolutamente senza senso e questo me lo porto ancora dietro. Entrato a chiappe strette dal dentista, subodo un trapanar che il cuor ne fa sta. Vabbè, sfogliando e tette su rivista. Don't worry, dico a me con ritmo rasta. Ma anche se scancello in cuor paura, nei boxer temo traccia ne rimasta. Mi aggiorno su chi tromba l'avventura quando ecco sua assistente. Or sua chi tocca? Son solo. Del mio cul fa pigliatura. Tentenno ma tant'è mia ora scocca ed entalica igienista al fin mi pesca con l'amo su cabava in dentro a bocca. Ma ora ecco lo dottor che l'ago innesca. Nel caso sente mal, braccino alzato. Nel dubbio son già stato a libertesca. Ma come un guardaline cornutato, baresica richiesta egli ignora. Su apra che la pero nel palato. O Santa Madre Teresa, Calcuttea suora, perché devo patir sta pena immonda con cui finanzio un SUV per sua signora? La guancia sento già dormiente e tonda, ma il doctor, come un sposo in prima notte, è in tiro già per farne una seconda. E vedendomi tremar l'infame sfotte. Se fossi tuo papà sarei deluso. Se fossi io lo tuo sarei a mignotte. Cessa! Mi avevano chiamato a fare il cantante nel gruppo della chiesa e facevano tutte le cover delle orme, e allora io iniziavo a dire delle scemate tra una canzone e l'altra, finché poi non abbiamo scritto già dei testi comici e sì, era la sagra del paese, insomma. E boh, era un effetto pazzesco, cioè bellissimo. Non bisogna credersi comici perché lo si fa ridere al bar, eccetera, ma non bisogna sentirsi comici arrivati perché si è fatto un corso di recitazione. Bisogna un po' combattere con la tecnica che ti vogliono imporre e con la cacciaronaggine. È un mix di tutte queste robe, credo, ma non è ancora la ricetta, insomma. Io credo che la voce comica sia meno distante di quello che uno immagina, cioè non è qualcosa da andare a trovare distante, è molto vicina a ogni persona, è talmente vicina che è difficile vederla perché ci sono le sovrastrutture che uno pensa come dovrebbe dire una roba, come fare, ma è veramente nel raccontarsi, tra virgolette, un po' sputtanandosi, nel come io sono arrivato qua oggi, nella difficoltà di trovare il posto, nei miei imbarazzi, nell'incazzatura perché c'era il casino e allora questo si mischia alla mia paura per stasera. Raccontare quello con sincerità è vicino alla cosa comica. Quello non basta, però è
è l'impulso, anche perché se si racconta qualcosa di proprio, ma di veramente proprio, lo si difende tantissimo e diventa molto interessante. Diventa interessante quando lo si racconta fuori, al di là delle battute. Poi, perché poi lo vedremo più avanti, credo nelle domande, però è sia importante la battuta, far ridere, eccetera, eccetera, ma per tenere uno spettacolo ci vuole un contatto con se stessi e un interesse, che sia una cosa figa, bella quella che porti, insomma, che in realtà è una bella sfida cercare di far ridere con il politicamente scorretto. Cioè è qualcosa che ha a che fare col gusto, con la sensibilità, dove si è, in che momento si è, a chi ci si relaziona. In realtà noi pubblico speriamo che, anche se poi magari ci indigniamo, eccetera, speriamo che avvenga qualcosa di scandaloso, di osceno, no? Lo desideriamo, in qualche modo questo va promesso, tra virgolette, dal palco e disatteso. Se vuoi andare benissimo, Canale 5 in prima diretta, in prima serata o altre cose, ci sono dei limiti, che non è una censura che ti viene imposta direttamente, no? Questo non lo dici, è un tipo di sensibilità, però credo che non possa prescindere dal genuino, dal vero, perché il confine tra una cosa volgare che ha fatto il salto nel trash, nel volgare, nel brutto, è proprio dato da quanto uno la sostiene, quanto uno ci crede, la aderisce. Ma ha una grossa responsabilità il comico come i comunicatori, cioè di fronte a tante persone, questo va tenuto presente. Oggi facciamo le cose molto veloci, tanto, quindi in nome di non c'avevo tempo, non c'è, le cose le si butta anche un po' via, parlo anche per me. Però sapere che quello che stai facendo arriva a delle persone, arriva a delle sensibilità, credo sia importante. Volevo fare un omaggio a una persona senza la quale io non sarei qui questa sera. L'autista del 46 Barrato, l'autobus che porta in stazione. Ho fatto un viaggio con lui e ho cercato di mettere in Divina Commedia tutto il suo amore verso i passeggeri, verso il traffico, è lui che parla in Divina Commedia. Pezzo. Guardate la targhetta o voi che entrate. V'è scritto che il mestiere del conducente non è quel d'ascoltar vostre minchiate. O massa di maial chiamata gente, grappata a Iurichechi Camaniglia, che ignora il Neutro Roberts detergente. Va bene, ragazzi. Perché ad ogni buca che si piglia, invece di ingiuriare chi amministra, voi sempre sfanculiate mia famiglia? Io son traghettator caronte autista, e se veggio qualche dunque borseggiato, mi faccio i falli miei, vo per mia pista. Ma a un tratto un vecio in panda, cappellato, tagliommi la corsia e tiro il freno ed anca un bestemmion polifonato. S'indigna ricca sciura al grido osceno. Ma è il caso bestemmiar, guidatore? O dama che del fallo fai a meno. Vedo che le finezze non vi sfuggono. Del fallo fai a meno. Bombata in botulinico ripieno, che hai seno ormai strusciante in sul terreno. Se vuoi vivere di più e inquinare meno, non romperci i coglioni e prendi il treno. Oh. Con vari comici ci sono vari diatribe, perché io a volte portavo proprio il testo e leggevo in scena,
E lì vari mi hanno detto no, non è buono, eccetera. In realtà la cosa buona è cominciare a dirlo se io sto scrivendo con te, cercare di mettermi un po' più distante e iniziare a farlo. Quando si inizia a fare, l'ideale sarebbe riuscire a farlo direttamente su un palco, anche senza gente, solo con una persona lì. Ci si rende conto se una frase è solo scritta o se in qualche modo ci coinvolge il corpo mentre la diciamo. Ed è importante, più che farne una memoria proprio a pappagallo, cercare di fisicizzare la cosa e poi prendere tanto coraggio e sapere andarlo a provare in un club da qualche parte, sapendo che non sarà mai perfetto. Accettare il fatto che, cavolo, stasera non uscirò soddisfatto di quello. È come la pigrizia per iniziare a fare palestra o dover andare a correre, è quel tipo di approccio lì. In realtà sì, è l'unico modo di staccarsene un po' dalla parola scritta e iniziare a dirle, poi meglio se a memoria vera e andare. Qui lo psicologo mio ci sballa di brutto. Guarda, come l'affronto io? Guarda, è un motore molto forte, se non ci fosse quella paura probabilmente non ci sarebbe nemmeno l'energia che scaturisce dalla sorpresa di essere accolto, dalla sorpresa che non ti stanno ammazzando. Per me, per tanto tempo, una serata che andava bene non era una serata che andava bene, ma era una tragedia che era scampata. E quello è una bella benzina per impegnarsi sempre di più, però è una cosa atroce. In realtà, quello che penso oggi a 40 anni, credo sia accettare questo discorso di giudizio, giocarci con quella pauretta che arriva e dire sono qua, sapere che comunque il giudizio che arriva non è un giudizio di oggettività, cioè non è la realtà, è il modo in cui la gente guarda lì, eccetera. Certo che però quando ti applaudono dicono che sei bravo, è figo, te ne frega il capo di è quello che noi cerchiamo, quella cosa lì. In realtà è bello, cioè è come surfare su un'onda e farsi andare, oppure a me piace fare discese con la bicicletta, eccetera. Quando la discesa capisci che l'unico modo per farla bene è rilassarsi e mollare i freni, anche perché se noi quella paura la cogliamo, se noi quel giudizio delle persone la cogliamo, escono delle cose di noi sul palco che divertono anche noi, che si sorprendono. Credo che uno un problema di tanti miei colleghi, anche mio, è che noi lo gestiamo anticipatamente, cioè nell'ansia anticipatoria che andrà male, che eccetera. In realtà poi non ci va mai malissimo, proprio che ci ammazzano, eccetera, eccetera. E forse sarebbe anche curioso questo. Io l'ho patito tanto, quando per esempio ho fatto una trasmissione sulla 7 che dovevo sostituire Crozza all'ultimo minuto, poi sono andati gli haters, mi hanno massacrato. È stata una cosa che mi ha fatto proprio piangere, proprio pianto vero. Però se uno ha, ecco, è un modo buono per capire se uno ha veramente la passione di questo mestiere. Dopo il pianto, l'incazzatura e la disperazione, solitamente prende il controllo una parte di noi che attua delle soluzioni già, che ha voglia del riscatto perché ha capito, crede di aver capito, non importa se sia vero o no, come andare a migliorare, come fare. E comunque il fallimento è necessario, cioè lo sbaglio, la nostra insegnante di recitazione, Anna Laura Messeri, a cui devo un casino, diceva solo sbagliando si impara, non sbagliando si impara. Quindi fare la pace con le cose che non vanno perché nella società di oggi il fallimento, pensa in televisione, no? Ha fatto la serata, è andata male, non a me. Cioè è inaccettabile per noi il fatto di sbagliare. Quindi non voglio farlo zen, abbracciamo lo sbaglio perché è dentro di noi, eccetera. Però in qualche modo accettarlo come una parte del pacchetto per salire sarebbe una bella cosa figa. Saluto gli amici buddisti che ci sentono. Genesi, lunedì, al lavoro. Buio, luce, fico.
Martedì, mercoledì, giovedì, acqua, bestie, pianeti, alla grande. Venerdì Adamo, ma son solo, costola, trac, Eva, grazie a Dio. Aspetta una settimana, poi ne riparliamo un attimo. Paradiso terrestre, non mangiate la mela. Tranquillo, prima antipasto, mela, su. Bravi, siete affidabili come una panda sul ghiaccio in curva. Eliminati, Adamo suderai sulla terra, Eva partorirai con dolore, Aia, Caino e Abele. Condensare. Abele, puoi venire un attimino nei campi che c'ho una roba da farti vedere che... Caino, dov'è tuo fratello? Boh, no. Tu l'hai ucciso. Non si poteva? Vabbè, non lo uccido più. Caino fa figli, tutto il mondo si popola di figli di Caino. Dio, diamo un'occhiata? Non mi piace. Noè, munirsi d'arca, perché? Modellismo, dai, su. Pioggia, 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 sereno. Umanità sterminata. Noè, ripopoliamo, al lavoro. Noè fa Sem, Sem Arpaxad, Arpaxad Selach, Selach Eber, Eber Peleg, Peleg Reu, Reu Serach, Serach Nacor, Nacor Terach, Terach Abramo, 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 moglie sterile. No! Intervento divino, eccoti Isacco, grazie a Dio. Aspetta. Adesso uccidilo. Isacco, puoi venire un attimino nei campi? Fermo, era un test, paura. Sì. Isacco sposa Rebecca, arimoglie sterile. E allora? Intervento divino, Esaù e Giacobbe. Giacobbe, doppia moglie e doppia amante per sicurezza. 12 figli, ma bravo! Voi siete il mio popolo eletto, io veglierò su di voi. Viaggio in Egitto, tutti schiavi. Mosè, di al faraone di liberare il mio popolo. Ma quello lì non vuole. Piaghe, mosche, cavallette, zanzare, faraone. È stagione, non è che... Piaga finale, trucidato nella culla il figlio del faraone. Va bene, liberi tutti. Oh, vedi che tra persone civili poi un accordo lo troviamo. Dai, tutti alla terra promessa. Avete tanto coraggio a farlo in questo momento storico, però se quello che sentite, scegliete dei grandi maestri in Italia o anche all'estero, cercate la scuola migliore che ci possa essere. Accettate tanti consigli, ma attenti perché c'è tanta gente che si approfitta di questa cosa qua. E niente, fateci il mazzo a noi che stiamo facendo i comici adesso, stupiteci e fate una nota diversa. Ma ci sono già tanti ragazzi, io vengo da Genova per esempio, ventenni o poco più, che già si stanno muovendo. Credo che tra 4-5 anni, spero anche prima, arriverà un'ondata veramente con un altro sapore. Io ho questa sensazione.